Squadre schierate, è iniziato il match fra Padova Calcio a 5 e Perarolo Vigontina. Poi ottimo lo scambio, grandissimo gol, un grandissimo gol sullo schema perfetto tenuto da calcio d'angolo, battuto da Alberto Grigio, la finta di Paperini e il gran bolide di Mattia Vettore che porta in vantaggio il Padova 1-0. Vettore, lo scambio con Crepaldi, ancora lo schema identico a quello di prima che ha fruttato il gol e per poco Crepaldi non realizza il 2-0 con Grigio alla battuta. Ciames può fare tutto da solo, prova il numero, Ciames! E vedete come sa infiammare la folla questo ragazzo. E adesso c'è la possibilità del contropiede con Galiberti per Tiso e l'uscita di Cazzaro che impedisce a Tiso di andare al gol. Galiberti, tocco per Paperini e proprio sulla linea di porta la conclusione di Paperini che viene deviata miracolosamente da Asai. Androni, lancio lungo a cercare Grigio che mette giù poi il pallonetto, bellissima questa azione. La rimessa per il Padova, poi Paperini e una prodezza di Cazzaro con il piedone. Attenzione adesso, qui c'è un capolavoro da parte di Bolgan, grande gol di Bolgan per il Perarolo che porta le squadre in parità. Bolgan, azione personale al 15° minuto e mezzo di gioco. Cazzaro, tentativo di anticipo riuscito da parte di Mattia Vettore, poi Crepaldi e gol! Il gol di Crepaldi che porta di nuovo in vantaggio il Padova. Ottimo pallone recuperato da Mattia Vettore sulla fase centrale di campo con servizio immediato su Crepaldi e poi ottima iniziativa di Federico Crepaldi che salta l'avversario e spara in porta direttamente bruciando il portiere Cazzaro. 2-1 per il Padova. Parte Ardit, prova il tiro a giro un po' difficile, l'arbitro aveva decretato il calcio d'angolo che forse non c'era. E poi qui c'è Androni che si esibisce in una delle sue prodezze bloccando a terra un gran tiro di Bolgan. Fischia il primo arbitro Vidali. Parte Bolgan, il tiro e la grande parata! La grande parata di Androni proprio all'ultimo secondo che regala la vittoria al Padova. Androni che ha proprio intuito il tiro, si è gettato sulla sua sinistra, viene abbracciato da De Vivo, da Mastroeni, da Ballarin, da Crepaldi, da tutti i compagni di squadra per la grande prodezza di Androni proprio all'ultimo secondo. Il Padova quindi chiude la stagione battendo il Perarolo Vigontina per 2-1.